E waiu, ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, andremo a reagire al nuovo centrocampista mediano del Napoli, Leander Dendoncker. Quindi waiu, prima di cominciare lasciate un bel mi piace per supportare il contenuto, il canale e il nuovo acquisto del Napoli. Iscrivetevi al canale, arriviamo a 50.000 iscritti, dai che ci siamo quasi, mancano più o meno 4.700 persone, sbrigatevi, tanto è tutto gratuito, lo sapete, e commentate qui sotto come fate ogni volta, io vi ringrazio sempre, fatemi sapere appunto un vostro parere su questo nuovo acquisto del Napoli. Dicevamo Leander Dendoncker che arriva dall'Aston Villa, un mediano, un altro calciatore belga, quindi che arriva da noi dopo un gong. Waiu, i belga a Napoli lo sapete, non è che ci hanno lasciato brutte situazioni, ecco, per citarne uno proprio, Ciro Mertens, già sapete insomma che ha combinato qua con questa maglia. Allora, l'operazione Waiu si concluderà con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Cosa particolare di questo giocatore che bisogna dire, abbiamo detto è un centrocampista, è un mediano, quindi diciamo alla Lobotka, giocherà davanti la difesa, può giocare anche in una posizione centrale nel reparto arretrato, quindi può essere anche utilizzato, penso all'occorrenza, come difensore, e la cosa non ci dispiace alquanto. In questa stagione Waiu, altra cosa da dire è che è partito una sola volta titolare nell'Aston Villa contro il Manchester United in campionato, e il caso ha voluto che ha segnato pure, ci ha fatto pure un gol. Allora, considerando tutte le competizioni, in totale sono state 15 le presenze complessive per un totale di 395 minuti disputati. Waiu, lo sapete, io non vorrei perdermi in altre chiacchiere, voglio vedere insieme a voi le sue migliori giocate e fatemi sapere, ripeto, qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Eccolo qui Waiu, Leander Dendoncker, il nostro nuovo, non lo so, leone, mastino, vediamo un po' cosa fa. Eccolo qui. Allora Waiu, molto alto rispetto a Mangala che abbiamo visto nell'ultimo video, insomma, e probabilmente se appunto prendiamo lui non prendiamo più Mangala. Sì, pigliamo tutte e due, ancora meglio. Che gol qui, mamma carmelo, con la maglia del Belgio. Lui è molto alto, è molto più alto penso di Mangala, non lo so di quanto, fatemi sapere anche questo nei commenti perché non l'ho vista questa cosa, ed è proprio diverso anche dal punto di vista fisico. Mangala lo vedevo più un mastino, più un lottatore, più un medianaccio con dei piedi buonissimi, come vi ho detto. Invece lui lo vedo più dalle lunghe leve, infatti secondo me è più alto, è più lungo e poi non lo so, lo vedo abbastanza tecnico da queste prime giocate che stiamo vedendo. Ecco qui, recupera questo pallone, si mette bello davanti col corpo. Vediamo qui, bella testata, quindi anche dal punto di vista prolifico, Waiu, abbiamo visto anche 2-3 gol già. Ricordiamo, belga, fa parte appunto anche della nazionale del Belgio. Vediamo qui che bel piede, che bel lancio che ha. Da quest'altra parte per Kvaratskhelia, eccolo qui, a far ripartire l'azione dei suoi per Matteo Politano. Bel destro e bel di sinistro, attenzione perché abbiamo visto sia giocare di destro che di sinistro. Qui altra giocata di destro e c'ha questa propensione proprio nel lancio lungo. Che numero ha il 22? Non lo so, cioè io se hai il numero 22 ti la fanno poco da parte perché è sto capitano, però non ho visto. E sia col destro che col sinistro gioca bene. Stiamo vedendo appunto che gioca proprio nella posizione di Lobotka, quindi in mezzo al campo centrale. Il 32. Ok, il 32. Mamma mia che finta qua, bella ad aprire, è stato molto molto bravo ad aprire qui il gioco. Qui controlla con l'esterno, si fa fare fallo, l'arbitro non fischia ovviamente perché già sapeva qua che faceva parte del Napoli, insomma, come giocatore, quindi non gli ha fischiato il fallo, tutto a posto. Che giocata qui di Leander Dendoncker. Bello, bello. Mi piace. Sono curioso di sapere se per voi giocherà titolare o sarà, diciamo, quel mediano che verrà messo proprio per far rifiatare Lobotka. Abbiamo visto che comunque potrebbe anche rivestire il ruolo di centrale, quindi di difesa, proprio nel reparto, nel pacchetto arretrato, e quindi questa potrebbe anche essere una soluzione che potremmo vedere nel Napoli, visto quest'anno, visto il periodo insomma che stiamo vivendo quest'anno.
Poco Aiu non mi dispiace, anzi ha recuperato un sacco di palloni, mi piace come gioca col destro e col sinistro, ha un corpo e un fisico completamente diverso a Lobotka, che ha il baricentro molto più schiacciato, molto più basso a livello proprio di corpo e di fisico, quindi non me lo immagino un Lobotka diverso lì, in quella posizione del campo, lo sapete, siamo proprio innamorati follemente di Ciccio dopo l'anno scorso, però non mi dispiacerebbe avere un suo sostituto all'altezza e un giocatore da queste caratteristiche, destro, sinistro, bei lanci lunghi e che può anche rivestire un altro ruolo. Vi do anche qualche altra curiosità. Ho letto che comunque in nazionale ha giocato la sua ultima partita nel 2023 ed era a giugno nel girone di qualificazione contro l'Austria, poi da quel momento in poi non è stato più convocato, mentre nel 2022 ha anche partecipato, sempre con la maglia dei Diavoli Rossi, al mondiale in Qatar e ha totalizzato 2 presenze con la Croazia e col Canada. Nel 2018 si toglie una bellissima soddisfazione perché ha segnato un gol nella Coppa del Mondo, quindi è una delle coppe, anzi la coppa più importante in assoluto, mentre per quanto riguarda la sua storia parte tutto dal settore giovanile dell'Anderlecht, dove nel 2013 ha esordito con questa maglia, prima di trasferirsi al Wolverhampton. Poi c'è stato, ragazzi, come vi dicevo, il suo trasferimento, quello che un po' tutti quanti conosciamo, quello all'Aston Villa, 36 presenze e un gol. Detto questo, Aiu non mi è dispiaciuto, anzi lo accolgo con un grosso abbraccio, noi accogliamolo qui sopra su YouTube con un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Aiu! Andrei, Ma no, ma che boh, ma sei rumeno? Andrei, cosa ne pensi di Dan Donker? Chi? Come chi, Vabbè, Andrei? nuovo acquisto. Nuovo acquisto del Napoli, Andrei? Allora, no, aspetta, fammi andare a vedere. Allora, io lo conosco, Sì? lui. Sì. Io lo conosco, sai come? Per FIFA. Ah, ok. Allora, se è il Den Donker che ho capito io è il CDC di FIFA. Fammi vedere su Footbin. Fammi vedere Footbin e ti dico se mi piace. Den... Non ho capito comunque chi è, quello là era il CDC negli anni scorsi. Oh, già che è 75. Formazioni, 2 di piede debole. No, 4 di piede debole. Gioca all'Aston Villa. No, però quanti anni ha? Ma sai che non lo so? No, no, ah, 28, 28. Allora il Tendonger che dico io, quello belga. Sì, 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 è lui. È lui. È belga. Sì. È belga. Quindi ho capito chi è. È il vice Lobotka. Sì, in teoria sì, però è molto diverso da lui, proprio fisicamente. Però vabbè, se abbiamo preso uno di 28 anni significa che uno è già pronto. In teoria sì. È maturo. Sì. Ma che era virtuale. No, comunque io credo, anche perché anche chissà, anzi se rischi pure, se ne dovrebbe andare. E se comunque tutto sul bordello Samarzic non è venuto. Cioè, quello che è più forte è quello che doveva servirci. In questo momento sì, Mamma mia, è fortissimo. Il gol che ha fatto al Milan, al sinistro. siamo nella merda, chiudirò così.